Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Massacrato per aver detto no, tentato omicidio shock a Messina, un uomo è stato selvaggiamente aggredito dopo aver rifiutato un rapporto sessuale con una donna. A colpirlo sarebbero stati la stessa donna e un complice, entrambi stranieri. La vittima è viva per miracolo, arrestati i due aggressori. Pugno in faccia al sindaco di Valverde, colpito da un consigliere di opposizione. Prima dell'aggressione in piazza le accuse: mi stai togliendo il pane per mangiare. A Gela un diverbio sentimentale tra un 19enne e il figlio di un 42enne si trasforma in un agguato armato ad incastrare il giovane, adesso in carcere, le telecamere della zona. Si cerca ancora l'arma e un complice, l'allarme del procuratore, troppe armi tra i ragazzi. La cella del carcere come la stanzetta di casa. Uno dei killer della strage di Monreale ride e scherza in videochiamata con un amico dello Zen. Lo screenshot della videochiamata finisce in rete ed è subito sconcerto e polemica. Com'è possibile che i detenuti continuino a comunicare liberamente dal carcere? Dopo gli spari libici, la Ocean Viking, con 87 migranti a bordo, sbarca ad Augusta. Ad Aci Sant'Antonio nel Catanese è scoperta una centrale di auto rubate e smantellate per rivendere i pezzi al mercato nero. Un arresto e una denuncia dopo il blitz dei carabinieri. Calcio, esordio show per il Catania che batte il Foggia con un tennistico 6-0. Oggi inizia l'ultima settimana di mercato. Pari a Casarano per il Trapani, stasera Salernitana-Siracusa. Calcio, il Palermo si gode la vittoria dell'esordio per Inzaghi, c'è da sciogliere il nodo portiere dopo l'arrivo di Gioronen. Bentrovati. Massacrato e quasi ucciso per aver rifiutato di fare sesso con una donna. A Messina 2 stranieri sono stati arrestati per tentato omicidio. Al rifiuto della proposta indecente, l'uomo e la donna avrebbero iniziato il pestaggio culminato con una bottiglia rotta come arma per tagliargli la gola. Francesco Triolo. Una vicenda quasi al contrario, quella che ha portato a Messina all'arresto in fragranza di un uomo e una donna, entrambi stranieri, lui 45enne romeno, lei 40enne di origine serba. I due ieri pomeriggio stavano passeggiando in piazza Losardo quando hanno avvicinato un 45enne indiano. Fai sesso con lei, avrebbe detto il romeno indicando la donna. Al no dell'uomo è scattata l'aggressione a sangue. I due lo hanno picchiato con calci e pugni al volto, anche una volta a terra, ferito alla gola con una bottiglia di vetro frantumata. Solo la reazione d'istinto dell'indiano, che si è difeso con le mani, ha scongiurato il peggio. La chiamata al 112 ha fatto giungere sul posto le volanti della polizia che hanno intercettato i due autori con le mani ancora intrise di sangue, mentre l'indiano si trovava in stato di shock con sangue sui vestiti e una copiosa fuoriuscita dal collo. Per i due è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio in concorso tra loro. Il sindaco di Valverde, Domenico Caggeggi, è stato aggredito stamattina a pochi passi da Palazzo di Città da un consigliere comunale d'opposizione che gli ha sferrato un pugno in pieno viso in Piazza del Santuario, a pochi passi dal municipio del paese. Prima di colpirlo, ricostruisce il sito lasicilia.it che riporta la notizia, lo avrebbe insultato e accusato: mi stai togliendo il pane per mangiare. L'esposizione dell'opposizione accusa il sindaco di allontanare clientela dalla sua attività imprenditoriale e di pilotarla dai concorrenti, fatto che Caggeggi assolutamente smentisce. Una lite per una ragazza, una rivalità tra adolescenti che si trasforma in agguato con 5 colpi di pistola. A Gela un 19enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il procuratore Vella parla di emergenza armi tra i giovani. GR Italia. Un pomeriggio d'estate, la zona della villa comunale di Gela, una strada trafficata, è qui che il 16 di agosto un diverbio nato da questioni sentimentali degenera in un agguato di sangue. Secondo la ricostruzione della procura, il 19enne Samuele Romano avrebbe atteso insieme a un complice non ancora identificato il 42enne Emanuele Cauchi, tutte e due con il volto coperto da caschi. Un regolamento di conti, un alterco, il manganello che Cauchi porta con sé e subito dopo i colpi d'arma da fuoco, 5 in tutto, esplosi da una rivoltella. L'uomo viene raggiunto a una coscia e all'addome e soltanto il caso evita la tragedia.
Un pensionato di 75 anni che si trovava a pochi metri non viene colpito. Romano, incensurato, si consegnerà ai carabinieri solo dopo aver saputo che era ricercato. È in carcere accusato di tentato omicidio, lesioni gravi e porto abusivo d'arma. La pistola non è stata ancora trovata. Ma ciò che colpisce è l'allarme del procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, che sottolinea la pericolosa escalation di violenza tra i giovanissimi. Era già venuto fuori il fatto che a Gela circolassero troppe armi, anzi statisticamente probabilmente è veramente la città più armata d'Italia in relazione al numero di abitanti, facendo riferimento chiaramente ad armi illecitamente detenute. E le armi poi, arrivato a un certo punto, sparano, e sta avvenendo questo, non è la prima volta che avvengono per questioni futili, tentati omicidi. In questo caso l'autore è un ragazzo di solo 19 anni che aveva la possibilità di avere nella sua disponibilità nel giro di pochissimo tempo un revolver che non ha esitato ad utilizzare in un agguato. Si cerca ancora il complice e l'arma e la sensazione che dietro a una rivalità adolescenziale si nasconda un fenomeno più grande, l'ombra crescente delle armi nelle mani dei giovanissimi. Una battuta di caccia clandestina al cinghiale finita male, sarebbe questa al momento la pista più accreditata dagli investigatori e non un tentato omicidio, quello di cui è stato vittima venerdì notte scorso un allevatore di 45 anni di Scicli, da 2 anni anche pastore di un piccolo gregge in contrada Fondo Oliva lungo la vallata dell'Irimino. La strage di Monreale, adesso una foto del killer Salvatore Calvaruso che ride in carcere a Palermo in una videochiamata con un amico suscita sconcerto. Telefonino in cella e risate di un reo confesso del massacro di aprile. Chi lo permette, chiedono in molti commentando lo screenshot divulgato sui social. Marco Culla. Sorride, scherza, con un rosario al collo. Lui è Salvatore Calvaruso, il killer della strage di Monreale. In questo screenshot che circola in rete è in videochiamata con un amico del quartiere Zen. Si collega liberamente dal carcere e questo certifica ancora una volta la permeabilità dei nostri istituti penitenziari, dove ormai i telefonini entrano senza nessun controllo. La foto di Calvaruso, che ride in videochiamata, è stata divulgata da una pagina social che da mesi chiede giustizia sulla strage di Monreale. I commenti degli utenti sono durissimi. In carcere non devono esserci comodità, nessuna videochiamata, nessun beneficio. Chi uccide deve pagare fino in fondo, si legge. Oppure ci avete distrutto la vita e adesso ridete liberamente mentre fate le videochiamate. Ma lo Stato dov'è? Scrive un altro utente. Questo fermo immagine ha nuovamente acceso le polemiche mentre le indagini sul triplice omicidio del 27 aprile sono ancora in pieno svolgimento. Quella notte in via Benedetto d'Acquisto persero la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. A sparare, secondo la procura, furono Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, mentre Samuel Acquisto, anche lui in carcere, li aspettava a bordo di una BMW nera, con cui poi fuggirono. È stato scelto il porto di Augusta per lo sbarco degli 87 migranti soccorsi dalla Ocean Viking in acque internazionali. Come vedrete dalle immagini, la nave della ONG è stata bersagliata dalla Guardia Costiera libica. Oggi, dopo un lungo viaggio, l'arrivo sulla terraferma. Francesco Aloi. Prima il porto di Marina di Carrara, poi quello di Siracusa. Alla fine, per lo sbarco, il Viminale ha scelto Augusta. La Ocean Viking, nave della SOS Mediterranee, poco più di 24 ore prima è stata attaccata dalla Guardia Costiera libica. I colpi di proiettile si sentono abbastanza bene. Le armi indirizzate verso la nave della ONG francese per fortuna non colpiscono nessuno. Per 20 minuti ci hanno scaricato addosso una raffica di proiettili, mettendo seriamente a rischio la vita del nostro equipaggio e dei naufraghi che avevamo a bordo. Per fortuna nessuno è stato ferito, ma la nostra nave e i nostri mezzi di salvataggio sono stati pesantemente danneggiati. Tanta la paura tra gli 87 a bordo, tra donne, uomini e bambini, sopravvissuti al viaggio della speranza, soccorsi tra sabato e domenica in 2 diverse operazioni. Dalla ONG arriva la richiesta di giustizia e soprattutto un appello all'Europa.
Chiediamo dunque che venga avviata un'indagine immediata, trasparente e indipendente affinché i responsabili di questo atto gravissimo vengano perseguiti e chiediamo che venga interrotta ogni tipo di collaborazione con chi compie atti di guerra illegittimi nei confronti di operatori umanitari e persone in fuga. Per il fondatore della ONG Open Arms, Oscar Camps, l'attacco rientra in una strategia delle milizie per convincere il governo italiano a rinnovare il memorandum d'intesa tra Libia e Italia a novembre. Intanto è stata fermata a Trapani un'altra nave ONG dalle autorità italiane, parliamo della nave Mediterranea. Il fermo amministrativo è avvenuto in applicazione del decreto Piantedosi. Non c'è posto per operarlo e lui rimane in attesa per 11 ore al pronto soccorso dell'ospedale di Lipari, alle Eolie, in attesa che si riesca a trovare un posto in ortopedia in un altro ospedale siciliano. Il paziente, un operatore ecologico che aveva avuto un incidente stradale, rimasto ferito, ha riportato la frattura di tibia e perone, ma nel nosocomio dell'isola dell'arcipelago delle Eolie non è possibile sottoporlo a intervento chirurgico. Nel Catanese è scoperta una centrale di auto rubate e smantellate per rivendere i pezzi al mercato nero. Un arresto e una denuncia dopo il blitz dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio. Tonino De Mana. I carabinieri hanno arrestato un 33enne originario di Giarre per riciclaggio e ricettazione, scoprendo un deposito di mezzi rubati in un fondo agricolo non distante dal campo sportivo di Aci Sant'Antonio. L'area, già sequestrata lo scorso anno, era utilizzata per nascondere e smontare pezzi di auto, prevalentemente centraline e parti meccaniche, che poi venivano rivenduti al mercato nero. Il terreno, di proprietà di un 86enne denunciato in concorso, era nascosto dalla fitta vegetazione, chiuso da un grande cancello e da una recinzione che impediva di guardare all'interno. Durante il blitz, i militari dell'Arma hanno sorpreso il 33enne mentre smontava una Fiat 500L rubata alle Toianni, trovando altri mezzi già smontati fatti sparire tra Catania e Taormina. L'uomo è stato bloccato mentre tutta la zona è stata perlustrata per catalogare i mezzi presenti. L'area è stata posta sotto sequestro insieme ad un mezzo utilizzato per il trasporto dei pezzi e delle auto rubate. Andiamo sull'Etna, l'eruzione sembra in esaurimento, ma il vulcano continua ad attrarre turisti in alta quota. Nonostante la zona gialla, i comuni faticano ad adeguarsi con apposite ordinanze. L'ente parco richiama al buon senso tutte le amministrazioni. Sentiamo Luca Ciliberti. Le immagini in alta quota restituiscono tutta la spettacolarità dell'Etna. L'attività effusiva a 3.200 metri sul fianco meridionale del cratere di sud-est prosegue e alimenta un campo lavico articolato in più bracci che si propagano verso sud-ovest e sud. Il fronte più avanzato, in direzione sud-ovest, ha raggiunto quota 2.950 metri. Il fronte più avanzato, in direzione sud, invece ha raggiunto una quota di 2.980 metri. Il flusso lavico emesso dalla bocca a 2.980 metri, invece, non è più alimentato ed è in raffreddamento, sintomo che il fenomeno è in esaurimento. Dal cratere di sud-est prosegue l'attività stromboliana con lieve emissione di cenere che il vento ha spinto nella zona costiera tra Riposto e Torre Archirafi. L'Etna resta accessibile. Nei giorni scorsi il Dipartimento regionale di protezione civile ha emanato la zona gialla. Oltre una certa quota è possibile salire solo accompagnati da guide alpine o vulcanologiche. Le guide alpine e vulcanologiche dell'Etna hanno tracciato questo nuovo sentiero che gli permette di camminare con i turisti in assoluta sicurezza fuori dalle zone che costituiscono un pericolo per i turisti. Nelle ultime ore il parco dell'Etna ha richiamato al buonsenso tutti i comuni che ricadono nell'area sommitale del vulcano. Le ordinanze di divieto arrivano però a macchie di leopardo, generando confusione. Stiamo adeguando l'ordinanza per la fruizione dell'Etna alle ultime prescrizioni del Dipartimento di Protezione Civile. Preciso che a luglio con il sindaco dell'Icocross abbiamo chiesto un tavolo tecnico in riferimento all'organizzazione della ZPP al fine di migliorare la fruizione in sicurezza del vulcano. In quota il fenomeno resta costantemente monitorato dai ricercatori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Etneo. Catania, scempio ambientale in via Calliope, tonnellate di spazzatura ricoprono ogni cosa. Cittadini esasperati chiedono l'intervento di Comune e Gema. L'ultima maxi bonifica effettuata proprio l'ottobre scorso dopo i nostri servizi denuncia. Tonino De Mana.
Tonnellate e tonnellate di spazzatura riversate sulla strada che pian piano diventa sempre più piccola, rendendo problematico il passaggio delle auto. Rifiuti speciali e non che vengono bruciati. Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto, disseminato in ogni angolo. A Catania peggiora di ora in ora la situazione in via Calliope, ormai ridotta in una mega discarica e con il rischio incendi che toglie il sonno a residenti ed operatori commerciali di Fondo Romeo. Abbiamo fatto più di una segnalazione tutti i giorni da circa 3 anni, ma negli ultimi 6 mesi non si fa niente totale, si è bloccato tutto. Io la mattina bagno qui fuori per evitare che gli incendi entrino a casa mia. Rischio incendi, ma non solo. Da queste parti il vero incubo è la spazzatura. Io sono una cittadina che paga i rifiuti. La Gema davanti a casa mia non passa, non viene a raccogliere i rifiuti. Cosa devo fare, signor Sindaco? Ho fatto tanti appelli, li ho chiamati, tempestati di telefonate, di messaggi, di fotografie della spazzatura, ma loro non vengono, non mi ascoltano. Purtroppo la spazzatura la raccolgono solamente in via della Regione. Come mai qua in via Calliope non passano mai? La bomba ecologica di Fondo Romeo è purtroppo conosciuta dall'amministrazione Trantino. Dopo i nostri servizi denuncia, il 30 ottobre scorso era stato effettuato un maxi intervento di bonifica. Oggi la situazione è tornata come prima, anzi, peggio di prima. Si va verso la riapertura delle scuole con l'inizio del nuovo anno scolastico fissato in Sicilia per il 15 settembre, ma i problemi rimangono quelli di sempre. Innanzitutto i tagli al personale. Orazio Longo. 600 cattedre in meno, la riapertura della scuola si avvicina, il primo giorno è fissato in Sicilia per il 15 settembre, ma i vecchi e atavici problemi di organico e di organizzazione si ripresentano puntuali alla fine dell'estate, di ogni estate. Il mantra ormai è sempre quello, un'unica parola che non è merito, ricerca, sviluppo, sostegno, ma è tagli. Non solo nella nostra isola si intende, perché la questione è nazionale. Gli alunni diminuiscono, il deficit di natalità parla da solo e se in certe realtà le classi si possono formare è solo grazie alla presenza di popolazione residente non autoctona proveniente dall'Est Europa o dall'Africa. Ma alla diminuzione del numero dei nati e quindi degli alunni non corrisponde un'altrettanto diminuzione del numero di banchi nelle aule, che invece rimangono sempre numerose. Anziché potenziare l'istruzione, si decide di tagliare le cattedre e il personale ATA, accusano i sindacati, ingolfando le graduatorie, i concorsi, la qualità in senso ampio. Bisogna cambiare rotta immediatamente, ma affrontare subito il problema dei precari. Bisogna porre fine ai vari concorsi uno dopo l'altro, decidere una moratoria e nel frattempo assumere utilizzando il cosiddetto doppio canale, una parte dei concorsi, una parte delle graduatorie. È un'emergenza assoluta. Un'emergenza che riguarda anche la dispersione scolastica, che solo a Catania raggiunge il 25%, e la disastrosa situazione dell'edilizia scolastica in oltre il 50% degli istituti costruiti tra gli anni 50 e gli anni 90. E a proposito di ragazzi e bambini, adesso vediamo una bella iniziativa dedicata proprio a loro, una giornata dedicata all'amicizia, alla solidarietà e al ricordo di Bruno Arena, padre, uomo, atleta e imprenditore catanese molto conosciuto, a cui un terribile incidente ha spezzato la vita. Ma proprio per quel dolore terribile della famiglia, degli amici, ha deciso di trasformarsi in energia e in una associazione, BR1, Happiness for Children, che oggi pomeriggio a Via Grande nel Catanese ha organizzato una giornata intensa con diversi appuntamenti. Dopo la messa, celebrata dall'arcivescovo di Catania Luigi Renna, incontri, intrattenimento per i più piccoli, spettacoli musicali e di danza, tavola rotonda e infine la presentazione dei nuovi progetti dell'associazione. Cambiamo argomento, andiamo alla Valle dei Templi di Agrigento. Il sorgere del sole ha fatto da cornice allo spettacolo che si chiama Il risveglio degli dei, suggestioni di luce e mito all'alba, per un evento che ha emozionato il pubblico. Davide Sarto. Un'alba carica di suggestione ha accolto nella Valle dei Templi di Agrigento lo spettacolo multimediale Il risveglio degli dei, firmato da Savatteri Produzioni. Alle prime luci del giorno, davanti al Tempio della Concordia, la magia del mito si è fusa con la forza della natura. Luci, musiche e narrazione hanno accompagnato il sorgere del sole, trasformando l'area archeologica in un palcoscenico a cielo aperto.
Tra proiezioni, coreografie e scenografie evocative, divinità e figure mitologiche hanno preso vita restituendo al pubblico l'atmosfera della grande Akragas. Un'esperienza unica che unisce tecnologia e tradizione e che ha coinvolto centinaia di spettatori, turisti e cittadini emozionati di fronte alla bellezza senza tempo della Valle dei Templi. Perseveranza, regalità, modernità, eleganza. Con il risveglio degli dei la Valle non è solo custode di memorie antiche e patrimonio dell'umanità, ma anche spazio vivo, capace di rigenerarsi e di raccontarsi attraverso linguaggi contemporanei che esaltano la sua eterna sacralità. Ci fermiamo per una pausa, a tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania si gode il successo sul Foggia e pensa al mercato. Si cercano un attaccante con Caturano sempre in primo piano e un centrocampista, ma ci racconta tutto Marco Carli. 6-0. Il Catania domina l'esordio con il malcapitato Foggia. Sul risultato pesa l'inesperienza della squadra avversaria, composta da molti giovani che non possono opporre resistenza. Ma il sentore del possibile Catania che verrà c'è stato, in attesa di avversari di maggior calibro e dell'ultima settimana di mercato. L'alternativa sulla tre quarti, per esempio, Jimenez, Ciccerelli, Stoppa, D'Ausilio, sono un lusso. Oppure la forza degli esterni. Casasola si inserisce, si rende pericoloso e ispira, come nel primo gol. Su il lancio per Jimenez, rigore e gol di Ciccerelli che parte da dove aveva finito a terra. L'esterno destro ispira anche Donnarumma per il secondo gol, da quarto a quarto, tutto bello e tutto facile, come lo stacco di Gherardi che vale il 3-0 e la partita in ghiaccio dopo mezz'ora. Forte su rigore, da lui procurato dopo assist del solito Casasola, completa il poker a fine primo tempo. Nella ripresa, altre iniezioni di qualità, D'Ausilio lotta, pressa, corre, finta e inventa una bordata sotto la traversa. Poi Lunetta chiude il set dopo una fantastica rovesciata di Raimo. Toscano applaude, stigmatizza alcuni errori che ci sono comunque stati e pensa al prossimo avversario con il mercato di mezzo. A proposito, Caturano, nonostante le parole del tecnico del Potenza, resta un obiettivo, il primario per il Catania, ma va trovato l'accordo con i lucani. Come anticipato nel corso di anteprima corner ci sono però delle alternative. La prima al momento è Gori dell'Avellino. Leonardi, come abbiamo sempre ripetuto, è un investimento per il futuro con la possibilità di essere girato in prestito in una squadra del girone settentrionale. A centrocampo non ci dovrebbe volere tanto tempo per rivedere Di Tacchio in gruppo, ma restano in piedi le strade che portano ad un altro mediano. Buglio della Juve Stabio, un giocatore seguito eventualmente in uno scambio con Quaini, e sullo sfondo resta Tascone del Foggia. Il Trapani invece ha esordito con un pareggio a Casarano. Vediamo. Un Trapani difensivo e graziato da Malcore è rientrato dalla Puglia con un punto più sofferto che meritato. Buona partenza dei Granata con Fischenhaller vicino al vantaggio. A fare la partita il Casarano, dominatore a centrocampo e pericoloso, con un piazzato di Chiricò ai successivi tentativi dell'ex Celiento e di Cagliazzo. Nel libro delle occasioni anche Malcore, che impegna Galeotti, migliore in campo. Il Trapani soffre, Aronica prova a coprirsi con Salines. All'alba della ripresa Chiricò inventa per Malcore che a porta spalancata spedisce alto. Ancora Casarano, Chiricò, Cagliazzo e Ferrara minacciosi dalle parti di Galeotti. Il Trapani sbanda, errore di Pirrello, Malcore ritrova la mira giusta, ma Negro salva. Al minuto 42 gol annullato a Zanaboni per irregolarità su Pirrello. Si muove la classifica, ma il -7 preoccupa i sogni di Antonini. Il Palermo intanto si gode il successo sulla Reggiana, ma è già tempo di pensare al prossimo match di campionato, ovvero sabato sempre al Barbera contro il Frosinone. Marco Gulla. Il Palermo ha già risposto presente al primo appello del campionato, un 2-1, quello maturato contro la Reggiana, che ha evidenziato il buon stato di forma della compagine rosanero. Il Palermo, oltre ad avere vinto e giocato bene, ha anche maturato una serie di palle gol. Insomma, il bottino poteva certamente essere più rotondo, ma a Pippo Inzaghi va bene così. Del resto è ancora calcio d'agosto. Tra le note positive del Barbera c'è sicuramente Nicolò Pierozzi, assist man per il gol di Poyampalo e poi decisivo con la sua rete nella ripresa. Personalmente per il gol, per l'assist sono veramente molto contento, ma sono soprattutto contento per questi 3 punti che ci danno uno slancio iniziale importante, perché abbiamo fatto un precampionato importante, abbiamo sudato tanto, si può dire, abbiamo veramente corso
e faticato, quindi ce lo meritiamo. Abbiamo fatto poi un proseguo della gara della Coppa Italia, quindi diamo fiducia a noi stessi, alla gente, quindi benissimo così. Prossimo step sabato sera, il Palermo affronterà al Barbera il Frosinone che ieri sera ha sconfitto per 2-0 l'Avellino. Inzaghi dovrà ancora sciogliere il nodo portiere, da oggi infatti sarà a disposizione Joronen che insidierà Bardi per il ruolo di titolare. Ancora una piccola pausa, rimanete con noi. Bene, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto per questa edizione del telegiornale. Tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.